È una sfida costruttiva, è un confronto e l'attuazione di una opportunità che le regioni a statuto ordinario possono cogliere richiedendo forme di autonomia e sulle quali noi dobbiamo evidentemente porre le questioni che abbiamo già da tempo in qualche modo avanzato come autonomie speciali, cioè una maggior qualificazione della nostra specialità. Uno dei temi che la Regione Veneto pone e raggiunge come accordo assieme a Lombardia e Emilia Romagna con il governo è il tema istruzione e lavoro. È un argomento sul quale noi più volte abbiamo avviato la procedura in paritetica per ottenerne la competenza e quindi credo che questa possa essere una sfida che cogliamo, perché no, assieme alle regioni ordinarie per una maggior qualità della nostra autonomia e della nostra specialità rapportata appunto ad una caratteristica del territorio che vuol dire istruzione, formazione, percorso condiviso e opportunità di lavoro soprattutto per i giovani, ma una visione più coerente con il nostro sistema, la nostra economia e la nostra condizione sociale che deve essere e deve rapportarsi al futuro.